Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Preghiamo insieme, diciamo, dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano. Sì, daccelo, lo voglio. Su chi facciamo il dossier quest'oggi? Dai, che mi piace. Spiati i conti bancari di Giorgia e Arianna. Che cazzo sono? Ah, Meloni. Giorgia Meloni e di altre migliaia di persone. Io sono Giorgia! Ah, scusa, no, però non volevo, lo sapevo che eri tu, che magari qualcuno... Io c'avevo anche una parente, si chiama Giorgia, scusa, Cioè, praticamente hanno licenziato un bancario perché spiava i conti correnti di Giorgia Arianna per vedere un attimo quanto guadagna, cosa fa con sti soldi, e altre migliaia di persone. La Premier che prega come me: dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano. Giorgia, ricordacelo Giorgia chi sei, ricordacelo che sei tu Giorgia. Sì, lo so che sei tu, sei... Sono una donna! Sì, giusto. Sono italiana! È verissimo. Sono cristiana! Perfetto, mi basta. La facciamo entrare, prego, sta scendendo le scale in questo momento. Abbiamo aperto la porta a Giorgia. Santa polenta, aiutami tu, qui in studio per aprire le danze nel tutto un magna magna. Il nostro sponsor, naturalmente, la pasta anticomunista. Volete mangiare bene, senza problemi di rigurgiti, senza vedere davanti ai vostri occhi esponenti di una sinistra becera che magari poi sale pure sul palco con J-Ax? Mangiate pasta anticomunista. Grazie. In regia siete favolosi per consolarci di tutto ciò. Chi ho portato quest'oggi? Ce l'ho qui, l'artefice del successo di Pontida di Radio Libertà, quello che ha prodotto, confezionando con le proprie mani, uno ad uno, in notti insonni, i nostri orologi di Radio Padania Libertà. Quella roba lì siamo noi, sempre qua. Ma anche i portachiavi bruciacchiandoli uno ad uno. E a un certo punto mi ricordo quando mi hai chiamato dicendo: è finito il gas dell'accendino. Eppure sei riuscito ugualmente, signori. Ha fatto tutto lui e ci ha dato cos'è? Okay? Ha cambiato base, no? Sono stato io cambiato base, e ci ha anche dato la possibilità di sopravvivere per qualche mese, perché chi paga la bolletta della corrente in questi giorni? Paolo, Marco, Giuseppe, secondo voi come si chiama? Dai, Neo segretario della Lega di Rescaldina. Non ce lo ricorderemo mai, però dopo facciamo un promemoria, perché bisogna ricordare che a Rescalda ci sono bellezze che voi non pensate. Marco Grimoldi, allora. Grazie di questa bella presentazione. Un po' lunga, sì, un però lunga, d'altronde anch'io sono lungo, parliamo politici. Di conseguenza, siamo sul pezzo, vivi il tic tac della sveglia. Come lo mettiamo adesso? Prossima settimana? Sei nervoso? Cosa succede? Ma no, figurati se sono nervoso. Perché ti manca, cioè vorresti fare altre sveglie, vorresti confezionare altri orologi. Ci sono in ballo delle novità sulle sveglie, sugli orologi, soprattutto. Perché ce le avete richieste da tutto il mondo, signori, e noi non abbiamo un ufficio spedizioni, non siamo Babbo Natale, non possiamo spedirle in giro così come. Per cui stiamo pensando a un negretto. No, Sammy, la bicicletta. E li mandiamo in giro un per altro tutti vocabolo Italia. che
Negramaris. L'amaro. Ha un negronetto, il salame negronetto, che potrebbe essere uno sponsor insieme alla pasta anticomunista con salame Sì, ma negronetto. adesso Sammy, Una coppiata vincente per i vostri pranzi. Adesso- Pasta comunista e salame negronetto. Cioè- razzismo e anticomunismo. Oh, Un Sammy, io casino sto della già miseria. trovando degli spunti che tu hai già lanciato ieri e vediamo un attimino cosa fare per i prossimi gadget. Insomma, Possiamo vediamo. ringraziamo Ma no, ma chi ci è figurati. venuto a trovare. No, mica te. Ah, chi ci è grazie, venuto ero a trovare. casato. Chi ci è venuto a trovare nel nostro gazebo, nel nostro stand domenica scorsa a Pontida. Io c'ho ancora negli occhi questa moltitudine di persone che arrivava, ti tirava di qua, di là. Ringrazio anche te che hai fatto un po' di interviste che abbiamo trasmesso l'altro giorno ai vari ascoltatori, ma c'è stato un affetto grandissimo. Ma certamente, Sammy, soprattutto le tue firme che sono andate a ruba e tutti mi dicevano Porca, il portachiavi bruciacchiato con firma di Sammy Varin. Sammy Varin, il prossimo anno possiamo pensare a qualcos'altro. Bisogna come... essere pazzi, è chiaro che bisogna essere Beh, pazzi. no, c'è dai, una pazzia, Sammy. c'è un qualcosa, perché poi lo rivendevano, si mettevano più in là con un altro banchetto e rivendevano il portachiavi bruciacchiato con l'effigie di Sammy Varin, con la firma di Sammy Varin al doppio. E capite che c'è anche un certo senso di commerciale potente nei nostri ascoltatori. Però bravi. È l'affetto delle persone che sono venute a trovarci per questa, continuo a ripeterlo sempre fino all'infinito, questa piccola, grande radio, una radio dove chi telefona non gli chiedono niente, può entrare in diretta. Non telefona nessuno. Come non telefona nessuno? Aspetta che comincio a telefonare. Ti telefoni da solo. No, è vero, siamo l'ultima delle radio private, libere. Ormai questa cosa non si fa più, che uno chiama e finisce subito in diretta. Certo. Le prime volte ci rimanevate male perché vi aspettavate proprio che qualcuno vi dicesse: no, ma di cosa vuoi parlare? Dammi il numero di telefono, come ti chiami, nome e cognome, cioè. Adesso molti ascoltatori si sono abituati, molti ancora rimangono stupiti perché comunque si va in diretta davvero al volo ed è una cosa che una cosa molto molto positiva, una cosa dove le persone possono esprimere quello che pensano, quello che dicono e quello che vogliono dire. Io ringrazio ancora tutte le persone che sono state con noi lì a Pontida. Mi dispiace che tante non sono riuscite a scambiare più parole con loro, perché insomma la gente era lì tanta che continuava a chiedere venire, dov'è Sammy, dov'è Kainarca, dove sono gli altri, dov'è... insomma, mi ha fatto piacere anche un'altra cosa, mi ha fatto piacere un'altra cosa, te lo dico sinceramente. Mi hanno riconosciuto. Certi mi dicevano, ma questo tu sei il neo segretario. Non è bello, perché non è bello. Anche a me quando mi riconoscono per un attimo c'ho timore, perché penso, adesso cosa mi vogliono fare? Oh, dai. No. A volte è meglio passare inosservati. Ma sì, però ragazzi, grazie di tutto quello che ci avete donato, soprattutto anche da un punto di vista affettivo, perché tante belle... Perché qualcuna poi te la sei portata in che senso? Ma no, scusa, nel senso di fusioni, affetto. Ma no, ma che senso di fusioni, dai. Roba casta, ma nel senso un affetto casto. Di affetto per la nostra radio. Ma cosa pensi, Sammy? C'avevo ancora il rossetto qua tuo, dai, quello è vero. Io qualche rossettata ce l'ho avuta e grazie, naturalmente sono state delle persone fantastiche di tutte le età, cioè dai ragazzini di 9-10, quello di Palermo che aveva portato i propri figli, sì. Erano giovanissimi, già vestiti da leghista celodurista, no? E che dicevano io ci credo davvero. Ed è bellissimo dire, cavolo, siete di Palermo, in Sicilia, e il papà vi ha parlato della Lega in questo modo e avete voluto fare un'esperienza del genere arrivando fino a Pontida in provincia di Bergamo. E complimenti in questo caso devono essere grandissimi, giganteschi. Certo, e d'altronde noi avevamo preparato anche dei piccoli doni, si può dire, ne avevo lì 3 o 4, 5 pupazzini da dare ai bambini che arrivavano lì. Che te li hanno ritirati dietro dicendo, ma che cazzo dai, li ho portati via, dai, che tirate dietro. La prima cosa che è andata, gliel'ha rifilato anche a Ciocca, ho visto. Anche a Ciocca? Il pupazzino a Ciocca, che lo ha guardato, dice, e gliel'ha dato alla figlia. Pensava che fosse per lui, no? Ma no, gli ha dato alla figlia. Già che non sono andati in Europarlamento, mi regali il pupazzino, è un'offesa. Dai, è un'offesa. Abbiamo pensato anche per i
i bambini piccoli, No, né più né no, meno. io Cioè, scherzo, poi, ma sono quelli andati via subito. e poi Anche allo spiedo padano, quello che è arrivato immediatamente, cosa ha preso su? Il pupazzino. pupazzino. Dice, ma come? Ma c'è il portachiavi bruciacchiato, la maglietta, il pupazzino. E poi tieni presente che avevamo lì anche per far sentire le persone più dolci caramelle, Sì, così almeno non e ci anche tiravano. quelle se le sono mangiate. Sì, se le mangiate, arrivavano lì, tac tac, grazie, prego, prendete. No, È stato no. bello comunque. È stato bello, Bello ma l'affetto. bisognerebbe farlo, mi scriveva l'altro giorno un ascoltatore, ogni 6 mesi una puntita. Beh, Ogni si 6 potrebbe. ogni 3 mesi è forse un po' troppo, perché poi arriva l'inverno, il freddo, ci vorrebbe più una bagna cauda, ecco. Però ogni 6 mesi magari potrebbe Insomma, è bello vedere adesso, a parte gli scherzi, qua si ride, si scherza, però è bello vedere tutta questa gente con il loro affetto che venivano lì a trovarci e soprattutto giravano tutto il prato, perché tu li vedevi: "Oh, guarda che scarpe sporche", ed erano entrati dentro nel pratone, cioè poi come dice Sammy, alcuni se l'è portata a casa il fango e via è dicendo. fango curativo, sappiamo bene, insomma, si mette dentro in un tupper e lo si porta a casa, lo si fa scaldare un attimo e poi ci si intinge di questo fango scuro di Pontida che ti sembra veramente di essere un essere strano. Me lo sto mettendo in questo momento fango, no? Lo tieni su finché si secca E così ti tira la pelle, non quindi riesci- non fai il lifting. non riesci più a parlare perché c'è tutto seccato, ma se dopo con un martello piu, piu, te lo tiri via, diventi bello. Capite insomma che fine hanno fatto i politici della Lega? Perché sono così belli? Il generale Vannacci perché è così bello? Perché si è curato con i fanghi di Pontida. È questa la notizia. Ci fermiamo, sì, tra poco ci fermiamo, certamente no. Oggi che Marco Grimoldi è tra noi, ci farà una sorpresa dopo le 13, ci parlerà finalmente della sua città, Sì, di cioè, Rescalda, signori, perché qui mi sono arrivate in questi mesi notizie che dice ma come, io non so, non conosco niente, ma cos'è Rescalda? Ma è vero che si possono fare le terme, le famose terme le di Rescalda? terme Rescalda sul Bozzente. E quindi chiameremo nei prossimi minuti uno storico di Rescalda che ci spiegherà che cos'è Rescalda, perché Rescalda e soprattutto perché tu arrivi qui ogni settimana. Uno dice ma che cavolo, com'è possibile? Perché lui è il neo segretario della Lega. sezione di Rescaldina. Ma è vero, guarda che qualcuno lo mette in dubbio. No, è Invece vero, tutto ragazzi. vero. È vero. stato ufficialmente diventato da poco, quant'è? 2 anni. 2 anni, vabbè. Prossimo anno si va a Ci sarà elezioni. la prossima elezione, sarà il nuovo segretario Così nuovamente. mi potrei dire neo, ormai è il soprannome neo segretario. Signori, qui si scherza, si ride, dobbiamo sdrammatizzare il momento perché questa cosa che sono stati spiati i conti bancari di Giorgia e Arianna, signori, non è piaciuta per niente, soprattutto di altre migliaia di persone. Qualcuno potrebbe aver guardato anche il mio conto corrente. Che risate che mi farei. Ne parleremo tra pochissimo perché dalle 13 alle 15 anche quest'oggi, quasi solo per oggi, perché poi chissà in futuro andrà in onda Il potere al popolo. Restate lì e buon appetito. Io sono Giorgia! Avete